ahimè abbiamo... Dei 55 comuni al voto per le prossime amministrative di maggio, la prima notizia è per chi non ci sarà, ovvero Roberto Tonon, che non si ricandida per Vittorio Veneto. L'annuncio questa mattina con un Partito Democratico colto in contropiede e non in poche difficoltà nel tentativo di rimanere alla guida della città della vittoria. Perché la sfida tra centrodestra e centrosinistra si gioca soprattutto su 4 municipi. Oltre a Vittorio Veneto, alle urne sopra i 15.000 abitanti sono chiamate le comunità di Paese, Mogliano e Preganziol. In genere pare che il centrodestra sia più avanti rispetto al centrosinistra nell'individuazione dei candidati. A Mogliano, ad esempio, oggi la Lega ha presentato Davide Bortolato, ex assessore della Giunta Azzolini, ora all'opposizione, che correrà contro l'attuale sindaco Arena. A Preganziol trattative in corso su Dino Vecchiato, ex vice sindaco della Giunta Marton, anche se al momento un nome ufficiale del centrodestra non c'è. Così come a Paese, dove la Lega intanto schiera alla successione del sindaco Piero Bonne l'attuale assessore al sociale Katia Uberti. 4 capisaldi le cui alleanze saranno oggetto di confronto la prossima settimana tra i vertici di Lega e Forza Italia, che intanto a Ponzano ha presentato il suo candidato, che è l'ex sindaco gialleghista Giorgio Granello. Perché dice che lei è un candidato sindaco riciclato, passato dalla Lega Forza Italia? Ma io vorrei ricordare semplicemente di essere stato il capogruppo della maggioranza in provincia e ero il capogruppo di tutta la maggioranza. Quindi quando davo l'indicazione del voto la davo a tutta la maggioranza. Quindi alla fine le idee non cambiano, anzi sono quelle che restano e io credo di essere coerente con le mie idee da sempre. Ennesimo segno di una vera e propria partita a scacchi nel centrodestra, con Forza Italia decisa a mantenere un rapporto paritario con la Lega. Qualche ritrosia da parte della Lega non ve l'aspettate, visto il passato di Giorgio Granello? Ma guardi, questo non lo so, Giorgio è da un po' che ha lasciato la tessera leghista, per cui è una persona molto chiara, schietta, apprezzata anche da loro, è passata in Forza Italia da 2 anni in segreteria provinciale, per cui da questo punto di vista non ci sono assolutamente nessun tipo di problemi. Spero proprio che su questa candidatura ci sia la convergenza di tutti. I tavoli sono aperti, adesso aspettiamo a livello provinciale di fare il ragionamento sui comuni sopra i 15.000 abitanti per poi declinarli sugli altri.